Oggi a Fordongianus siamo con Antonella. Entriamo nelle antiche terme romane per conoscere la loro storia. Come funzionavano le terme, Antonella? Allora, qui ci troviamo nella parte più antica di questo edificio termale, un complesso edificato tra il I e il III secolo d.C. La parte più significativa certamente è quella dedicata al bagno curativo, quindi qui si sfruttavano le acque termali calde benefiche. Tra l'altro. Sì, certo, perché ancora oggi si utilizzano all'interno di un moderno complesso termale e dunque ecco qui 2000 anni fa si effettuava un bagno caldo, rilassante, curativo all'interno della Natatio, in questo caso specifico appunto ancora ben conservata all'interno di questo edificio del I secolo d.C. Dobbiamo immaginarla naturalmente all'epoca coperta da una grande volta a botte e circondata da un corridoio che consentiva l'accesso su più punti. Quindi porticata da entrambe le parti. Esatto, la stessa struttura che vediamo ancora oggi in piedi su questo lato, immaginiamola anche dall'altra parte speculare. Quindi noi siamo sui gradoni sui quali le persone si immergevano. Che altezza l'acqua doveva arrivare? L'acqua copriva completamente i gradini, qui vediamo ancora una parte del bordo che delimitava il suo livello all'interno, quindi ci si poteva immergere totalmente, rilassarsi in modo completo. Che temperature? Erano certamente piuttosto calde, naturalmente consideriamo che l'acqua della sorgente ha una temperatura di circa 54 gradi, così non si poteva effettuare il bagno e dunque veniva miscelata con acqua fredda. Certo. Qui i romani effettivamente crearono con il loro grande ingegno un sistema di miscelazione, sfruttavano le acque termali calde che sgorgano proprio sotto di noi, sotto questo complesso e a queste miscelavano acque fredde che arrivavano da un'altra sorgente a monte della struttura. Le terme caratterizzano sempre l'architettura romana. In cosa consistono? Come funzionavano? Quindi una grande vasca con l'acqua calda, ma poi ci sono degli altri ambienti. Certo. Come veniva riscaldata laddove l'impianto termale non avesse la natura ad aiutarlo? Allora, gli edifici termali erano strutture complesse, annoveravano anche altri ambienti che venivano utilizzati per lo svago, per la socialità e per quanto riguarda l'uso delle acque, queste potevano essere effettuate oltre che nella Natatio anche in delle vasche all'interno di un percorso composto da una sequenza di ambienti a temperature differenziate. Quindi c'era un vero e proprio sistema di riscaldamento delle sale, si effettuava un passaggio da un ambiente a temperatura fredda e con vasche con acqua fredda che era il frigidarium per poi passare via via in modo graduale attraverso il tepidarium all'ambiente più caldo, il calidarium, dove si effettuava un bagno in acqua calda all'interno di un ambiente riscaldato e questo riscaldamento era ottenuto attraverso un sistema artificiale caratterizzato dalla presenza di forni dove bruciando il legname si creava l'aria calda che veniva messa costantemente in circolo all'interno di intercapedini, murarie e pavimentali. Terme non solo curative ma anche luoghi di relax, di lavaggio del proprio corpo, di cura della persona. Sì, è vero. Questo è un complesso termale, quindi oltre alla Natatio che abbiamo visto destinata al bagno curativo, esistevano dei percorsi caratterizzati da ambienti a temperature differenziate che permettevano proprio di lavarsi. E qui ci troviamo del corpo, con le nell'ambiente delle parti più intime. Anche sì, si utilizzavano le spugne naturali, si poteva fare il bagno all'interno delle vasche con acqua fresca, ma anche negli ambienti caldi come questo, il calidarium. Erano ambienti riscaldati, quindi sia i pavimenti che le pareti scottavano, trasmettevano il proprio calore all'interno dell'ambiente. Dunque si passava in queste sale con degli zoccoli in legno che consentivano di non scottare i piedi. Noi che li chiamavamo giapponesi, invece no, c'erano anche... Li utilizzavano già i romani. Attualmente tutto questo calore era prodotto grazie alla presenza di fornaci che bruciando costantemente il legname creavano aria calda. Aria calda messa, che passava attraverso delle intercapedini. In circolo, nelle intercapedini murarie ottenute con uno speciale metodo che adottava delle tegole mammate, tegole con una protuberanza che quindi garantiva uno spessore, un'intercapedine vuota dove far passare l'aria calda, spazio collegato poi con il pavimento che era sopraelevato, appoggiato su tanti piccoli pilastri, le sospensure.
quindi lo spazio vuoto del pavimento veniva riempito con l'aria calda proveniente proprio dalla Quando fornace. si diceva riscaldamento A al pavimento, esatto, in questo caso anche a parete. Siamo con professor Zucca all'Antiquarium Arborense, conserva memorie anche di Fordongianus, memorie romane del mondo tarrense, ma anche di Fordongianus. Una città di cui poco si conosce, eppure un sito archeologico così importante. Qual è la sua storia? Sono ormai 107 anni che si scava a Forum Traiani, Fordongianus, e però bisogna dire che nonostante i voti che il canonico Giovanni Spano, fondatore della moderna archeologia in Sardegna, fece nel 1860 perché si arrivasse alla costituzione di un museo a Fordongianus, questo non è ancora esistente. Dato negativo perché un museo avrebbe consentito una lettura puntuale delle testimonianze, specialmente romane, ma non solo diffuse nel territorio. La brillante cooperativa Forum Traiani ha cercato di sostituire al museo stesso un ambiente che contiene documentazione di grande valore che riesce a suggerire lo sviluppo della città romana. Cosa c'è ancora? Cosa possiamo apprezzare ancora di questa grande storia in paese? Possiamo apprezzare innanzitutto il complesso termale con la piscina, la Natatio gradonata, un ninfeo che conserva ancora una altare dedicato alle ninfe per la salute di un governatore della Sardegna che faceva parte dei consiglieri dell'imperatore Caracalla e dell'imperatore Getta, fratello di Caracalla, prima che Getta venisse con un fratricidio ammazzato dallo stesso Caracalla. Si può vedere la grande piazza retrostante il complesso termale, piazza che è in funzione probabilmente di un ospitium, vale a dire di una struttura che noi vediamo a L, ricca anche di pareti affrescate, destinate ad ospitare le persone che avevano bisogno delle cure termali. E finalmente questa piazza lastricata è marginata verso sud da una scalinata monumentale che dovrebbe porre in comunicazione la piazza stessa con un tempio al quale dovremmo connettere le due statuette del dio Bes con il serpentello avvinghiato al braccio del dio, simbolo del carattere salutare del dio stesso. D'altro canto nelle terme abbiamo le iscrizioni a Esculapio, il dio della salute per eccellenza, le epigrafi più numerose alle ninfe che ci mostrano ancora queste caratteristiche salutifere. C'era solo un impianto termale o ce n'era più di uno? L'impianto termale che sfruttava le polle d'acqua calda costituisce il centro delle acque ipsitane, ma anche poco lungi da questo complesso termale dove oggi ci sono le terme comunali riconosciamo delle vasche inserite in una struttura romana, quindi c'era uno sfruttamento più ampio e in una località sulla riva destra del fiume Tirso, Isortus, a 3 chilometri dal complesso termale, noi troviamo altre vasche che sembrano annunziare quindi uno sfruttamento coordinato di queste risorse dell'acqua termale. Ma non basta, perché al centro dell'attuale comune di Fordongianus noi abbiamo numerose testimonianze, sia dell'assetto viario, larghe vie lastricate,
che ci danno un assetto regolare con i cardines, strade nord-sud, e i decumani, strade est-ovest, che si incontrano ad angolo retto. Abbiamo in abitazioni private delle strutture romane anche sontuose, conservate fino alla volta. Abbiamo nel 1969 la scoperta in via Vittorio Veneto di un edificio termale, stavolta non ad alimentazione di acqua calda, ma con il riscaldamento dell'acqua. Il grande mosaico, purtroppo fatto a pezzi e non più esposto nel Museo di Cagliari, è noto intatto in fotografie nel momento della scoperta, e ci si può augurare che ritorni a Fordongianus e possa essere mostrato ai visitatori. Museo quando nascerà. Ah già, nel nuovo museo quando nascerà. Archeologia sperimentale, siamo in un laboratorio medico. Sembro minacciosa, in realtà di che cosa si tratta, Giovanni? Allora, benvenuti nella Taberna Medica. Questa era una sega per amputazione, fa parte di uno strumentario di un medico chirurgo, e vediamo quelli che erano poi gli strumenti che venivano usati. Allora, abbiamo parlato Non sono molto rassicuranti. No, assolutamente no. Abbiamo parlato di amputazione, e questi sono altri coltelli da amputazione, e sono coltelli che servono per il dislocamento delle giunture. Quindi ipotizziamo un gomito o un ginocchio. Questo entrava nella cuffia del gomito del ginocchio e praticamente serviva per lo sgonfiamento dell'osso. Poi abbiamo dei trapani. Questo è un trapano ad arco, un perno, un arco dove mediante il meccanismo di frizione dell'arco noi ruotiamo. Allora, praticamente la corda scorre in un incavo del legno, il trapano, proprio il mandrino, rimane tenuto dal braccio, rimane fermo, e il movimento fa in modo che la parte... Quando sentiamo parlare di trapanature craniche... Esatto, questa è l'evoluzione del trapano a mano o del trapano preistorico, che veniva fatto con una lama d'ossidiana che incideva la calotta carica o qualsiasi osso, mentre questo è praticamente una corona in metallo che agisce sull'osso, quindi immaginate la frizione. Poi altro trapano... anestesia oppure... Sì, c'erano delle forme di anestesia, ma immaginate che comunque sia... Quasi tutto live. Sì, molto live. Quindi abbiamo visto i trapani, poi vediamo quello che sono delle pinze. Questa è una pinza vulneraria che praticamente serviva per estrarre ossa, corpi estranei dalle ferite, ma anche denti. Poi abbiamo quelli che erano i bisturi, funzionanti come adesso, composto in due parti con varie lame intercambiabili che servivano per le varie incisioni. E queste lamelle? Queste sono delle spatule, queste servivano per preparare i medicamenti e poi cospargere la ferita del medicamento. Perché avevano varie funzioni. Ricordiamo che gli strumenti erano quasi tutti multiuso, quindi molto probabilmente questo anche per la mescola. Bronzo e a volte anche argento, le lame in ferro. Dobbiamo ricordarci che il bronzo era dorato e quindi noi siamo abituati a vedere le nostre strutture sempre un po' verdi, sul verdone, ma infatti invece, gli strumenti, quelli che diciamo sono un po' più vecchiotti, iniziano ad avere l'ossidazione bronzea. Quindi noi immaginiamo così. Poi immaginate che erano anche argentati perché l'argento avevano capito che aveva delle qualità curative, o comunque non dava delle infezioni. Si usava anche la polvere d'argento? Sì, per certi medicamenti sì, però più che altro sugli strumenti, e parliamo di strumenti di medici che comunque potevano permetterselo. Ecco, come si diventava medici? Allora, nell'antica Roma i medici erano agli inizi, almeno nel periodo della Repubblica, provenivano dalla Grecia, perché comunque in Grecia c'è una grande dei liberti,
liberati. Sì, all'inizio erano degli schiavi veri e propri, che comunque dei medici che erano prigionieri di guerra, che comunque venivano utilizzati a tale scopo. Poi la condizione di medico diventa importante perché comunque sia Roma istituisce il primo servizio sanitario militare. Le legioni avevano a loro seguito un apparato di Una sorta di ospedale, no, dei veri e propri ospedali da campo, militari, sì. perché praticamente ogni fortezza legionaria aveva il suo ospedale da campo, dove praticamente, anche perché ricordiamo che il legionario romano, il soldato romano era tenuto al massimo dell'efficienza, quindi veniva immediatamente curato anche sul campo di battaglia. C'è una bellissima scena sulla colonna traiana in cui si vedono proprio i soldati che tirano fuori i feriti dal campo di battaglia, dalla prima linea, per trasportarli in seconda linea e per curarli. Ricordiamo anche un altro episodio, sempre durante le guerre daciche di Traiano, che l'imperatore stesso si leva il suo mantello per farne delle bende per i soldati. Quindi immaginate, cioè, il mantello dell'imperatore usato come bende dei soldati, quindi era importante che i soldati fossero medicati. E lo strumentario che si è trovato nei campi militari, anche questo ad esempio è un martelletto che viene da un campo militare in Germania. Immaginate, questo era praticamente un'ascia per riduzione delle fratture e nello stesso tempo veniva usata come martelletto per questi scalpelli o per delle leve ossee. Voi immaginate che questo è uno scalpello lenticolare che serviva per l'apertura del cranio attraverso le fessure. Questa è la misura che intercorre tra il cervello e la calotta cranica. Immaginate su che livelli di precisione ci si arrivava. Queste erano altre spatule che venivano usate per le preparazioni oftalmiche, cioè per la cura di malattie degli occhi, quindi dei colliri. Questo è uno strumento che veniva usato per la rimozione del cristallino. Questo è uno strumento che tutti bene o male conoscono, che ci passano tutti dal dentista. Ahimè. E poi discorrendo abbiamo dei vari uncini, abbiamo dei cateteri maschili che non mi soffermo perché sono dolorosi solo al pensiero, delle forbicine che servivano comunque per la rimozione, poi abbiamo degli uncini che servivano per la dilatazione delle ferite o comunque della pulizia delle stesse. Abbiamo questo strumento qui che è la ligula, ancora viene usata per i bambini, è il leva frenulo della lingua. Ah, certo. Poi abbiamo altri piccoli strumentini che sono dei colini, sempre dei divaricatori piccolini in bronzo. Questi sono molto curati nella lavorazione, non sono sempre, quindi già indicano un certo livello, un metodo di una certa qualità. Poi rimanendo nell'ambito militare abbiamo il cucchiaio di Diocle, che se anche non è un'invenzione romana è comunque funzionale a un medico militare. Il cucchiaio di Diocle è un'invenzione greca e serviva per l'estrazione delle frecce. Praticamente, allora voi immaginate la freccia conficcata nelle carni. Di solito nei film fanno vedere praticamente l'eroe che si strappa la freccia, niente di più sbagliato, né strappando né facendo uscire dall'altra parte, perché in una viene danneggiato ulteriormente il tessuto, facendo l'uscita sotto lo fai 2 volte. Quindi c'era stata inventata questa sorta di cucchiaio che praticamente erano di varie misure e varie forme, come le frecce logicamente. Entrava nella stessa ferita provocata dalla freccia, veniva fatto lavorare finché non ingaggiava la punta e una volta ingaggiata la punta veniva estratta, lesionando al minimo, cioè riducendo al minimo quello che era la ferita. L'ingaggio significava che la freccia doveva stare in la punta, esatto, rimaneva dentro il cucchiaio. Foro, dentro questo foro che andava poi a aiutare la freccia ad esatto, perché la bloccava praticamente la brevisfila, anche perché poi il cucchiaio faceva da protezione. Certo. Allora immaginate, questa io la chiamo una freccia buona, in realtà esistevano frecce con molti barbigli, quindi con molti uncini. Immaginate quello che facevano i tessuti della carne. Certo. Avevano delle pinze emostatiche fatte da un anello, la chiusura dell'anello portava alla chiusura della pinza. Diversi cucchiai perché erano anche le varie misure di quello che era la somministrazione dei medicamenti. I medicamenti venivano conservati dentro delle ampolline sia in vetro che in terracotta, ma anche in legno. Qui abbiamo uno dei flacconcini. Sì, questo è molto particolare perché è in legno
ed è la replica di un contenitore del relitto del Pozzino. Ne sono stati trovati di varie misure e la caratteristica sono stati 2000 anni sott'acqua e praticamente quando sono stati riportati in superficie alcuni di loro contenevano dei medicamenti che analizzati hanno dato come medicamento dei colliri a base di zinco. Quindi noi si immagina che quella fosse la borsa del medico della nave che conteneva i colliri per i marinai, perché immaginate il marinaio che stava mesi e mesi nel mare aveva bisogno dei colliri. Poi abbiamo quello che poi erano le scatolette porta medicazioni o comunque porta i preparati delle medicazioni, la farmacia ambulante, e abbiamo poi ecco quello che era poi la fine del medico, quindi la sua morte, che era praticamente, queste sono due lapidi che sono le copie di una tomba che sta alla necropoli di Porto a Roma e che sono praticamente marito e moglie, il cui il marito faceva il medico, era un archiatra, quindi un medico condotto, e la moglie era invece levatrice, un'ostetrica. Poi abbiamo degli ex voto che erano comuni specialmente in epoca repubblicana perché tramandavano quella etrusca, dove praticamente erano delle parti del corpo in cui o era avvenuta la guarigione o con cui volevano che quella parte guarisce. Esatto. Poi ecco, altre cose particolari, tutti i medici, specialmente quelli militari, avevano dei timbri, perché loro poi quando emettevano quelle che erano le ricette, chiamiamole ricette, ma in realtà era la richiesta dei medicinali, specialmente in ambito militare, usavano questi timbri. È un'esenzione del ticket? No, era proprio una ricetta militare, perché oltre al medico, il medico non è che il medico faceva magari il chirurgo, poi c'era il farmacista, c'era tutto quello che preparava le medicine, perché logicamente tutto non poteva fare, quindi il medico autorizzava l'uso di colliri o cose qui mediante un sigillo, e c'erano sia dei sigilli in bronzo e sia anche delle pietre con cui a rotazione venivano fatti, c'erano delle varie ricette che incise sulla cera venivano date poi alla persona e la persona le portava al farmacista e il farmacista dava poi la medicina, e questo lo sappiamo perché sono stati proprio ritrovati sia i sigilli sia queste pietre con la ricetta proprio prettamente in ambito militare. Erano delle pietre fatte così, però tutte incise intorno, quindi diciamo che ogni facciata era il tipo di ricetta dell'ipotetico del collirio. Addirittura in uno particolare c'era scritto Salus pro acqua, cioè salute per l'acqua, quindi aveva necessità di acqua pulita, ma proprio magari per il lavaggio esattamente dell'occhio. Abbiamo un collerino svizzero. Sì, allora questi diciamo che è una parte che riguarda l'igiene e la cura del soldato o comunque anche del medico stesso. Abbiamo un rasoio. Non esattamente portatile, diciamo, da sì. metterlo. E poi ecco, questa qui è una chicchia, questo è praticamente un coltello multiuso non svizzero, romano. Il coltello è un modello del III secolo d.C. e praticamente è composto da un coltello, cucchiaio, forchetta, spillo, stuzzichino per pulirsi i denti o le unghie e poi la spadolina per pulirsi le orecchie. Questo deriva da questo qui che era il nécessaire del legionario romano. Infatti nei campi dei soldati romani sono state trovate centinaia sparsi, sciolti, ma in realtà li portavano tutti con un anello e che era praticamente lo strigile che serviva a loro per levarla per le secca. sì, per fare dopo i massaggi con l'olio, tutto quanto. Poi c'era per pulirsi le unghie, un ago per levarsi le spine, che immaginate camminando in campagna o in zone un po' così, la pinzetta epilatrice e la spadolina per le orecchie. Queste erano alcune un bel ricchezze. viaggio nel mondo della medicina dell'antica Roma e che in realtà vivrà a lungo nella nostra storia medica, Sì. perlomeno sino al Medioevo, sino a quando poi pian piano Fino, diciamo che le conoscenze mediche romane andranno fino verso l'VIII e il IX secolo, dopodiché c'è un decadimento totale. Immaginate che da tutti questi attrezzi il kit del medico medievale è ridotto a una decina di pezzi. Poi con la rinascita della scuola salernitana ci sarà un ritorno a molti strumenti medici, ma verranno praticamente quasi del tutto dimenticati.
Bene, vi aspettiamo ai prossimi approfondimenti di medicina romana e di archeologia sperimentale.